Domenica 1 luglio si è conclusa la 7ª edizione del Festival A Piede Libero. La compagnia Il Posto ha presentato una performance di danza verticale sulla parete sud del municipio di Mogliano Veneto, risultato del laboratorio Site Specific ideato e diretto da Wanda Moretti. Non vedo l'ora, è stata una performance, un'esperienza di lavoro sul municipio di Mogliano Veneto, sul quale siamo stati bene. Il lavoro era quello del tempo, lavorare nella direzione di come sentiamo il tempo, su un tempo che non è attesa di qualcosa di drammatico, di qualcosa che ci spaventa, ma quel tempo che invece è connotato da un'attesa felice, di andare verso qualche cosa per la quale non vediamo l'ora che sia il momento. La compagnia Il Posto utilizza da oltre 20 anni gli edifici della città come palcoscenici per le proprie performance. È stata fondata da Wanda Moretti e da Marco Castelli a Venezia nel 1994 ed è ormai conosciuta in tutto il mondo. Abbiamo girato il mondo con molti spettacoli e siamo stati un po' dovunque, siamo stati in Asia moltissimo, siamo stati a Singapore, poi siamo stati in Qatar, a Doha, abbiamo girato, siamo stati in Francia, a Parigi, di recente siamo stati in Croazia al Festival di Zagabria e andremo a Bangkok a fine mese e a settembre siamo in Grecia sulla White Tower di Salonicco e poi continuerà un giro nel nord Italia e penso che finiremo il tour estivo con lo spettacolo Atto Bianco a Terni per il Festival di Terni proprio a fine settembre. Una performance di grande impatto visivo, una danza aerea sulla facciata del municipio alla quale, oltre agli straordinari interpreti della compagnia Il Posto, hanno preso parte anche i giovani coinvolti nelle masterclass tenutesi durante il festival. Il lavoro dei danzatori è stato eccezionale perché in 2 giorni, nello spazio aperto, con uno spazio sempre molto difficile, hanno riassunto una serie di informazioni e sviluppato un linguaggio in parete su questo palcoscenico di 90 gradi assolutamente eccezionale. Quindi speriamo che il festival ci inviti nuovamente per riallestire un nuovo spettacolo in qualche altra architettura o perché no, nello stesso municipio che adesso cominciamo ad apprezzare e a conoscere proprio per queste caratteristiche particolari, il terrazzino, le finestre, gli ovali, le bifore. Tutti questi livelli diversi e questi scalini sulla facciata dati da questa architettura potrebbe essere interessante sviluppare una nuova storia. Numerose le persone presenti in Piazza Caduti per assistere alla performance. Il pubblico era molto attento, molto attento, molto felice anche di assistere a questo lavoro, mi è sembrato, hanno reagito benissimo, erano tutti molto partecipi e penso che la città entri in risonanza quando si mette in comunicazione proprio uno spazio pubblico come una piazza e dei corpi in movimento che sono corpi danzanti e vibranti di quella poesia che sta dentro alle persone quando danzano. Quest'anno A Piede Libero ha portato la creatività e la gioia della danza laddove non è attesa. È una manifestazione questa che veramente è stata sorprendente. Io non ho visto tutti gli artisti, ho avuto modo di vederne alcuni al Punto Comune
e soprattutto alle poste, è stata una cosa incredibile. Vedere un'esibizione, diciamo, di altissimo livello di danza in un luogo inusuale, in un luogo dove la gente, diciamo, attende di fare altre cose, è stata un'esperienza incredibile e dovuta soprattutto alla bravura degli artisti. Devo dire che i 2 ragazzi di Teatro Invisibile che ho visto alle poste hanno fatto una performance di una delicatezza e di una bellezza sorprendente, e sorprendenti sono stati anche i volti della gente che però hanno saputo cogliere questo momento e, diciamo, hanno accettato di buon grado questa provocazione culturale. In questo momento di grande crisi, di grande difficoltà, di grande pessimismo, abbiamo assolutamente bisogno di momenti di leggerezza, di arte, di cultura e dello stare assieme. Ed è per questo che veramente questa manifestazione, e devo ringraziare Laura Boato, è una manifestazione che ha dato molto alla città e naturalmente anche nelle edizioni precedenti, ma questa, devo dire, è stata veramente accolta nel segno del momento. La 7ª edizione del Festival a Piede Libero Mogliano Danza 2012 è stato un successo. Una settimana straordinaria, intensissima, bellissima per noi, insolita anche, nel senso che quest'anno più degli altri anni ci ha portati in posti assolutamente inattesi per la danza, e una risposta di pubblico molto bella, molto anche delicata in alcuni momenti, che si è piano piano trasformata. Abbiamo piano piano cominciato ad avere un approccio con un pubblico che non è il pubblico degli addetti ai lavori della danza, neanche il pubblico che si aspetta il teatro, che è abituato, allenato al teatro, e di questo andavamo a caccia e l'abbiamo trovato. L'incontro è stato bello, interessante, delicato, molto poetico, molto emozionante in alcuni momenti, molto ironico e divertente anche. E ringraziamo l'amministrazione, ringraziamo la provincia, Opera Estate Festival, REV, Rete Veneta Arti Performative, che ci hanno tutti sostenuto moltissimo in questa avventura, e arrivederci al prossimo anno.